Allora, buonentui e benvenuta sulla cadena Reconquistando l'Unisarte. Siu tudo Matteo e anche anam parla ballon. E voi, come l'avete capito, parleremo da oggi anche. Denant d'entrare in vivo del soggetto, vi voglio ringraziare per il sostegno après la sortita della prima video. E per ringraziare Jim che ha deciso di consacrare la seconda. Bon, avete capito i principi, sia l'est, allora andiamo. Ma del premier, l'Ugine, che sacco? E beh, simplement la nomenaia del club Magge de Nice. Ben che fondata nel 1904, la sezione football dell'Olimpico Ginnasta Club de Nice è spellisetta nel 1920. E allora, che place a terra l'Unisarte? Come cada tifoso da Ugine lo so, Nice è la bella, inno della contea nostrana, è giocata durante cada partita all'estate. Ma questo è tan vieillo. Data dell'operazione Menica è nel 2003. Ma n'hi ha d'altre piccine iniziative che fanno vivere la lingua. Per esempio, l'AIG che si invola durante cada partita si suona a Mefi. Vi è anche un programma Jim Aveni per accompagnare il football amateur del canton. E qualche anno fa, gli giocatori pigliano un meme nell'isola di Nisarte. E mai d'accordo? Despi il cambiamento di stadi e il cambiamento di blason. Gli de Nisarte sul blason del Jim. Face unico in Europa, il blason del club té una frase per lingua regionale. Gli è scritto in Nisarte despi 1904. Prova che il legame tra l'identità nisarda e l'Ugine sono tout plein forte è che si vede tout plein d'imprese locali che hanno seguito la draia in scrivendo despi sul logo dell'impresa. Speri dunque che il club perseguirà le sue iniziative in favore dell'Unisarte per gli donare la place che merita. Speri dunque che la seconda video vi piacerà tanto come la prima. Non esitez a mi fare des suggestioni sia in commentaari su YouTube, sia direttamente su Twitter. È venuto il momento di si separare, allora la vi souhaite buona, au che viene e viva! Viva